Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Siamo tutti su tuo stesso cielo, siamo tutti su tuo stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra? Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente, abbiamo sempre la puzza sotto il naso, facciamo a gara chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. Buona Pasqua carissimi amici, specialmente agli amici che magari si trovano ristretti in carcere oppure ristretti nelle case a causa della tarda età, della malattia. Ecco, buona Pasqua, buon passaggio dalla morte alla vita, buon rinnovamento della speranza, perché oggi è tutto possibile, ecco, perché cari amici, se i morti non risorgono vuol dire che Gesù Cristo non è risorto, e se Gesù Cristo non è risorto la nostra fede è vana, non serve a nulla. Noi crediamo che Dio si è fatto uomo, il Figlio eterno di Dio, Cristo, il Cristo è diventato 2018 anni fa Gesù, poi è cresciuto e ha dato la vita per noi, è morto, ha voluto liberamente morire inchiodato ad una croce in mezzo a due delinquenti che ci rappresentano tutti, ecco, ma è stato messo nel sepolcro ma è risorto, carissimi amici. Questo è l'annuncio pasquale che oggi in tutte le chiese viene dato, e a quelli che andranno in chiesa oggi viene data questa parola: se siete risorti con Cristo
carissimi fratelli e amici, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio, rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Ecco, non ci attacchiamo, perché come diciamo nella sigla, quando moriamo non ne portiamo niente, ecco. Noi non scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fare domanda, e se siamo nati sani non abbiamo fatto la domanda di nascere sani, o se siamo nati con qualche problema, no? Ci sono tanti problemi anche dalla nascita, non l'abbiamo deciso noi. Noi non scordiamo troppo facilmente che siamo nati senza fare domanda, e di tutte le cose che ne siamo chini, quando moriamo non ne portiamo niente, ma moriamo a questa vita, carissimi amici, ma non alla vita eterna, come ha detto la nostra carissima Chiara Corbella. Siamo nati e non moriremo mai. Allora cerchiamo le cose di lassù, ma cercare le cose di lassù ci fa essere più attenti alle cose di qua giù, perché qua giù dobbiamo desiderare ardentemente di rendere la vita più bella, più vivibile, più gradita, no? A noi e gradita a Dio, perché Dio gode quando vede che noi ci lasciamo guidare da Lui e impariamo da Lui ad amarci gli uni gli altri. Questo è il precetto pasquale che dobbiamo fare. Ecco, dobbiamo andare da Gesù tutti quanti in questi giorni in modo particolare fino al 27 di maggio e dire: Gesù mio, perdona, perché io tante volte non riesco a volere bene, manca a me stesso, figuriamoci alla moglie, al marito, ai figli, ai genitori, agli amici, no? A chi sta con noi al lavoro, a scuola. Ecco, perché siamo peccatori. Andare da Gesù per ricevere il suo perdono, il suo amore e poi scambiarcelo. Allora, carissimi amici, voi siete morti e la vostra vita è nascosta in Cristo, ma lo smarriamo continuamente. Smarriamo continuamente questa verità. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Allora, prima di accogliere il Vangelo di questo giorno particolare, straordinario, il più importante dell'anno, sentiamoci Papa Francesco cosa ci ha suggerito mercoledì all'udienza generale, l'udienza della Settimana Santa. Io vorrei farvi una domanda. Quale festa è la più importante della nostra fede? Il Natale o la Pasqua? Non sento. La Pasqua. Ma voi sapete, io fino a 15 anni credevo che fosse il Natale. Tutti sbagliamo. La Pasqua, perché è la festa della nostra salvezza, la festa dell'amore di Dio per noi, la festa, la celebrazione della sua morte e resurrezione. E per questo io vorrei riflettere con voi su questa festa, su questi giorni, che sono giorni pasquali, fino alla resurrezione del Signore. Ecco, questa è la cosa più importante. Il Natale senza la Pasqua non sarebbe nulla. Ecco. E purtroppo tanti di noi hanno questa impressione che si fa più rumore a Natale con le illuminazioni, con gli alberi di Natale, il presepe, ecco, ma il cuore della nostra fede è la Pasqua. Ma seguiamo Papa Francesco. Cristo, nostra speranza, è risorto e ci precede in Galilea. Questa è la grande affermazione. Cristo è risorto. E in tanti popoli del mondo, soprattutto nell'Est Europa, la gente si saluta in questi giorni pasquali non con buongiorno, buonasera, no, Cristo è risorto, per affermare il grande saluto pasquale. Cristo è risorto. Cristo è risorto, vuol dire che il Figlio eterno di Dio, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, ha assunto la nostra natura
ed è risorto con la nostra natura è stata portata in Dio. Questo è il mistero della Pasqua, carissimi amici. Ecco perché è logico che ci addoloriamo tanto quando vediamo dei nostri fratelli soffrire e magari morire in modi terribili. Non dimentichiamo tanti nostri fratelli che fanno una brutta fine qui sulla terra. Ecco, pensiamo a tutti i nostri fratelli nelle guerre, ecco, nelle epidemie, nelle catastrofi naturali, terremoti, maremoti. Quanti nostri fratelli sono morti in modo brutto e continuano a morire in modo brutto. Ecco, Cristo è risorto, ecco, perché noi non dobbiamo dimenticare mai il principio di fisica, che nulla si crea, noi non siamo capaci di creare nulla noi uomini, e nulla si distrugge, ma nemmeno abbiamo il potere di distruggere, ma tutto si trasforma. Noi uomini abbiamo il potere di trasformare le cose, renderle più belle, ma anche il potere di farle brutte, sciuparle, corromperle, le cose belle che Dio ci dona. Allora, Cristo è risorto vuol dire che c'è speranza sempre e comunque. Difatti Gesù diceva ai suoi amici: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, perché il corpo in un batter d'occhio può essere risuscitato, anche il corpo di uno che è morto bruciato, sbranato dai leoni, quanti martiri, dagli animali, che sono morti in tutti i modi e continua oggi, perché ecco, l'uomo è immagine e somiglianza di Dio e Cristo è venuto, ha assunto la somiglianza nostra, ma per farci diventare come Lui. Allora continuiamo a sentire Papa Francesco. San Paolo riassume l'evento pasquale in questa espressione: Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato, come l'agnello, è stato immolato. Pertanto, continua, le cose vecchie sono passate e ne sono nate di nuove, rinate. E per questo nel giorno di Pasqua, dall'inizio, si battezzava la gente. Anche la notte di questo sabato io battezerò qui a San Pietro 8 persone adulte che incominciano la vita cristiana. L'agnello, ecco, questo è il mistero grande. Noi nella celebrazione della Messa, prima di nutrirci del corpo e sangue di Cristo, diciamo questa preghiera bellissima a Gesù presente nel sacramento: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Ecco, questa è la gioia pasquale, amici miei. Capite che se un assassino, uno che ha ucciso una o altre persone, uno che ha combinato guai, che ha fatto male a tante persone, incontra veramente Gesù Cristo risorto. Ecco, capite che gli scoppia il cuore di Dio, perché è oppresso dagli scrupoli che ha di aver combinato guai, di aver fatto male. Chi ti libera? Solo Gesù Cristo è capace di liberare, perché è l'agnello che assorbe i peccati del mondo, tutti i tipi di peccati. Solo chi non vuole essere assolto, perdonato, ecco, non viene assolto, ma chi è in una posizione di semplicità, di umiltà, anche di angoscia, può essere risollevato da Cristo. Sentiamo Papa Francesco. L'unico che ci giustifica, l'unico che ci fa rinascere di nuovo è Gesù Cristo, nessun altro. E per questo non si deve pagare nulla, perché la giustificazione, il farsi giusti è gratuito, e questa è la grandezza dell'amore di Gesù. Dà la vita gratuitamente per farci santi, per rinnovarci, per perdonarci. E questo è il nocciolo proprio di questo triduo pasquale. Questo è il nocciolo, carissimi amici.
Noi non ci possiamo giustificare come facevamo quando andavamo alla scuola superiore, che ci firmavamo la giustificazione da soli quando non andavamo a scuola. Noi siamo giustificati per la passione, la morte, la resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Solo Lui ci libera, anche se chi mi sta ascoltando magari è una persona brava, che non ha mai fatto niente di male, che non ha detto le parolacce, che non ha bestemmiato, che non ha rubato, ma non ti salvi per questo, non ti salvi perché tu te lo sei meritato, ci salviamo tutti per i meriti di Gesù Cristo. Questa è la gioia cristiana che nessuno ci può togliere. Ecco, sentiamo Papa Francesco. E qui devo dire una cosa triste e dolorosa. Ci sono i cristiani finti, quelli che dicono Gesù è risorto, io sono stato giustificato da Gesù, sono nella vita nuova, ma vivo una vita corrotta. E questi cristiani finti finiranno male. Il cristiano, ripeto, è peccatore, tutti ne siamo, io sono, ma abbiamo la sicurezza che quando chiediamo perdono il Signore ci perdona. Il corrotto fa finta di essere una persona onorevole, ma alla fine nel suo cuore c'è la putredine. Questa è la paura, l'unica paura che dobbiamo avere, ecco, carissimi amici, di essere cristiani, il Papa dice finti, io dico favuzzi, cristiani falsi, cristiani favuzzi. Questa è una paura che dobbiamo avere. Noi possiamo peccare e pecchiamo e ci può capitare di fare peccati pure seri, grossi, ma non ci dobbiamo scoraggiare. La gioia che dobbiamo portare nel mondo è la gioia di Cristo risorto, perché questa è la verità, amici miei. La verità è che a suo momento, come in ogni momento, un segno io che faccio girare il mondo, un segno io che faccio alzare il vento, e a chiove e a morire un giovannetto. Ecco. Abbiamo salutato nei giorni scorsi questo grande amico, questo grande fratello, Fabrizio Frizzi, che ci ha dato una testimonianza bella, semplice. Ecco, lui ha collaborato con Dio a darci questo atteggiamento positivo, attento ai bisogni, capace di fare un sacrificio. Guardate, si è lasciato prendere il midollo per darlo ad una sconosciuta. Ecco, quindi sto amico veramente lo dobbiamo ringraziare. Ma a chiove a morire pure uno, io, tu, un giovannente. La verità è bella, la verità, ma noi facciamo tutto per non ci pensare, per chi fa male a pensare consumamente, perciò bla 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 bla, parliamo sempre ma senza dire niente. La verità è che siamo malati, crediamo che vediamo, ma siamo ciecati, guardiamo poco e senza intelligenza e ne fermiamo sempre solo all'apparenza. È alto, è basso, è ricco, è povero, è spirito, è fissa, no? Cioè voglio dire, è simpatico, antipatico. Non è questa la verità di noi uomini. La verità è che a suo momento, assieme a tutto, è Dio che mi fa essere da suo mondo. Io, segno libero, davvero e solamente, ecco, se me ne rendo conto, ma non siamo capaci di essere coscienti. Ecco, senza Dio, Signore e amico mio, ecco Gesù che si fa compagno di cammino nostro e che ci aiuta ad essere coscienti di essere figli di Dio e di esserlo tutti. Senza Dio, Signore e amico mio, non è possibile a nessuno e manca a mia, su tutte chiacchiere che non servono a niente. Vieni, Signore mio, e fammi credere veramente. Ecco, se gli apostoli non avessero visto Gesù Cristo risorto,
non avrebbero potuto credere. In che cosa crediamo? Deve accadere nella nostra vita, qualcosa che ci fa veramente rinascere, ci fa veramente risorgere, non per modo di dire, facciamo la finta e poi siamo corrotti, ma qualcosa che veramente sentiamo che c'è qualcosa di divino nella nostra vita, nel nostro modo di vivere, non tanto nel nostro modo di parlare, che è una ricchezza. Ecco. Allora, senza Dio, Signore, amico mio, non è possibile a nessuno, e manca a me, sono tutte chiacchiere che non servono a niente. Vieni, Signore, e fammi credere veramente, vieni, Santo Spirito. Tu sei venuto e l'altro mondo a ne portare tutta quanta la verità. Non sei venuto per ne far stare buoni, per ne far stare tranquilli o a ne portare fortuna. Tu sei venuto ad ammazzare la morte, che la catena brutta, che ne stringe a forte, quante paure, quante persone hanno sta paura brutta di morire da un momento all'altro. E beh, se moriamo da un momento all'altro, il mondo va avanti lo stesso, sbuchiamo nell'altro mondo, carissimi amici, questa è la risurrezione, se no l'attacchiamo e stiamo sempre, le persone, le cose attaccate. È questo che ci fa male, amici. Tu sei venuto e l'altro mondo canne portare tutta quanta la verità. Non sei venuto per ne far stare buoni, per ne far stare tranquilli o a ne portare fortuna. Tu sei venuto per ne rapere le porte e l'altro mondo è a ne portare a vera libertà. Ed ecco il Vangelo di oggi, che non ci dice che Gesù è risorto, ci dice solamente oggi, che è il giorno di Pasqua, che il sepolcro è vuoto. Sto Gesù risorto lo devo incontrare io, lo devi incontrare tu nella vita di ogni giorno, nelle circostanze reali. Lì ci aspetta Gesù risorto, in Galilea, nella vita, no nelle funzioni religiose, che tante volte sono finzioni, quando processione, questa settimana, quante funzioni coreografiche, ma Gesù risorto lo si incontra in chi ha fame, ha sete, è nudo, è malato, è forestiero, è carcerato, e ci rendiamo disponibili a fare qualcosa per i nostri fratelli che non sono sfortunati, questi che ho elencato, che poi vediamo all'ultimo chi è veramente fortunato e chi è sfortunato. Allora gustiamoci questo Vangelo che ci racconta che il sepolcro è vuoto. Il primo giorno della settimana, cioè la domenica, secondo la settimana degli ebrei, Maria di Maddala, ecco questa qui, questa nostra sorella che Gesù aveva liberato da tanti demoni, aveva 7 demoni, Maria di Maddala, si recò al sepolcro al mattino, quando era ancora buio, perché voleva stare vicino al corpo di quell'uomo che l'aveva guardata, trattata, amata come nessun altro, manca mamma o padre, e vide che la pietra era stata rotolata, tolta dal sepolcro, rimasta bruttissima perché non ha trovato il corpo di Gesù. Corse, andò da Simon Pietro e dall'altro discepoli, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto, dove posso piangere? Ecco, ci sono tante mamme, amici miei, che non possono piangere sulla tomba dei figli, perché sono spariti nel nulla tanti figli di mamma, e spariscono. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme, tutte e due, ma l'altro, il più giovane discepolo, corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, si è abbassato perché la porticina era bassa, e vide i teli posati là, ma non entrò, perché aspetta a Pietro. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva affannato, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario. Ecco, noi abbiamo questo lino a Torino, la Sindone. Io nel mio cuore sento che lì c'è stato Gesù, non sono stato mai a Torino a vedere questo panno misterioso, ecco, spero di andarci, perché mi manca questo, perché le altre tappe importanti le ho fatte quasi tutte. Il sudario posato che era sul suo capo, ma non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide
e credette, ma non credette al fatto che Gesù era risorto da morte, credettero a quello che diceva Maria Maddalena, che il corpo di Gesù non c'è. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Allora, carissimi amici, concludiamo con questo stupendo manifesto di Pasqua, il volantone di Pasqua di Comunione e Liberazione, ecco, che dice una cosa stupenda. C'è l'immagine che io ho alle spalle qui, no? Di Pietro e Giovanni che vanno al sepolcro, e poi questa frase: dal giorno in cui Pietro e Giovanni corsero al sepolcro vuoto e poi lo videro risorto e vivo in mezzo a loro, tutto si può cambiare, carissimi amici. Da allora e per sempre un uomo può cambiare, io posso cambiare, tu puoi cambiare, io posso vivere, tu puoi vivere, possiamo rivivere. La presenza di Gesù di Nazaret è come la linfa che dal di dentro, misteriosamente ma certamente, rinverdisce la nostra aridità, perché tante volte siamo aridi, siamo pesanti, siamo sicchi e ne siccamo, e rende possibile l'impossibile, cioè quello che a noi non è possibile non è impossibile a Dio. Così che un'appena accennata umanità nuova, noi abbiamo bisogno di vedere un'umanità nuova, ecco, quella di Fabrizio Frizzi è un'umanità nuova, ecco, quello è un segno, è un'umanità nuova. Allora chi ha reso così questo nostro fratello? Ecco, la mamma, il papà? Io credo di no, era un cristiano praticante, è lo Spirito Santo che ci può rendere più belli, più disponibili e non più chiusi, più cupi, più interessati, fino ad arrivare alla corruzione. È possibile un'accennata umanità nuova per chi ha l'occhio e il cuore sinceri, si rende visibile attraverso la compagnia di coloro che lo riconoscono presente Dio con noi. Appena accennata umanità nuova, come il riverdirsi della natura, amara e arida. Allora, carissimi amici, buona Pasqua veramente, e che Cristo regni veramente dentro ognuno di noi, ma soprattutto nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Buona Pasqua e arrivederci, a Dio piacendo, alla prossima, che è la Domenica della Divina Misericordia. Ciao ciao, buona Pasqua! Siamo tutti su tu stesso cielo, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Abbiamo sempre a puzza sotto naso, facciamo a gara chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.